Gesù, che il tuo Spirito Santo possa venire e possa usare con autorità e potenza la tua figlia, Signore. Parla attraverso di lei, dà la tua benedizione, Signore. Padre, usa che la tua parola possa compiere lo scopo per il quale è stata inviata, che la tua parola possa entrare nel profondo dei nostri cuori, Signore, e possa portarci, Signore, guarigione, possa rinnovarci, Signore, possa correggerci, Signore, possa parlare ad ognuno di noi in modo che noi possiamo uscire di qua trasformati, Signore, dalla tua parola. È quello che noi chiediamo nel nome di Gesù e per la tua gloria. Amen. Amém. Buongiorno a tutti, pace sia con voi, amém? So che è diventato già prassi da parte mia, però ogni volta che devo venire qui a portarvi la parola ho le gambe che tremano. E io lodo Dio per questo, perché penso che questo timore non deve mai uscire da noi, perché sto trattando con la sua sposa, sto parlando con le persone che Gesù più ama in questo mondo. E allora per quello a volte ci viene il nervoso, so che anche la mia voce cambia, quando io sto cantando lì sembra un leone, arrivo qua sembra un gattino che miagola. All'inizio è sempre così, ma gloria a Dio per questo. Oggi non abbiamo chiamato i bambini qui, ma avevo già chiesto al pastore Daniel, lui è andato lì a pregare con loro, ok? A stare insieme a loro un po'. E io ringrazio Dio, volevo dire questo, grazie a tutte voi, donne di Dio preziose che vi siete offerte per aiutarci. Noi siamo riusciti a fare dei turni diversi, quindi da qua fino a fine anno soltanto per 3 volte avremo, le persone andranno 3 volte a prendere cura dei bambini, perché abbiamo quante? 9, giusto? 9 aiutanti che adesso daranno una mano alle nostre 3 maestre. Gloria a Dio per questo, amen? Applaudiamo il Signore. Per chi non conosce la storia della nostra chiesa, ma una chiesa grande così, 9 aiutanti, cosa sarà mai? Noi abbiamo fatto anni con Adriana, Andrea, Adriana, Adriana, poi Andrea, poi nessuno. Abbiamo fatto un anno che non avevamo la scuola biblica, i bambini restavano qua, fratelli. Poi il Signore ha iniziato, ci ha portato la Laura, poi ci ha portato Eliane, che ha iniziato ad avere questo desiderio di stare con i bambini, poi Andrea, e gloria a Dio che erano loro 3 a fare dei turni. Dopo il Signore ha aggiunto, perché sta aggiungendo i bambini, quindi è giusto che siano aggiunti anche quelli che ci aiutano, amen? E gloria a Dio per questo. Pregate per loro, pregate per le mamme, pregate per i bambini della Chiesa, amen? Loro sono il presente della Chiesa, ma sono anche il futuro della Chiesa. Quello che noi stiamo seminando oggi in loro è quello che loro saranno in futuro, saranno qui. E noi avremo dei pastori che sono lì in mezzo a loro, avremo degli insegnanti, avremo dei cantanti, avremo delle persone che saranno evangelisti, avremo tante persone che lavoreranno per l'opera di Dio. Però il seme deve essere piantato nel loro cuore quando sono bambini. Amen? Smetto di fare la maestra e iniziamo. Gloria a Dio per questo. Quando parlavamo di questo mese abbiamo deciso, pregando, abbiamo deciso di lasciare un tema libero, anche abbiamo avuto il pastore James la settimana scorsa, che è stato benedetto dalla predica che abbiamo sentito settimana scorsa, ascoltato, vero? Siamo un movimento e non un monumento. Amen? Che questo possa bruciare nel nostro cuore, sapere che noi siamo una famiglia, sapere che noi siamo un corpo. Amen? Che noi siamo insieme, che noi ci stiamo muovendo per l'opera di Dio in questa terra. Io volevo invitarti ad aprire la tua Bibbia nel Vangelo di Luca. Daniel ha già pregato, avete già pregato per me, quindi noi andiamo dritta a leggere, ok? Luca capitolo 21. E oggi noi viaggeremo per sentire la storia di una vedova.
Potete anche tenere aperta, noi leggeremo un po', dopo ci fermeremo, dopo leggeremo ancora, quindi tenete la vostra Bibbia aperta in Luca 21, amen? Ci siamo? Amen? Se c'è qualcuno che non ha la Bibbia può alzare la mano, noi abbiamo i diaconi che possono, Naro qua c'è Elisangela che non ha, che possono darvi una Bibbia, così potete accompagnare, ok? C'è qualcun altro? Ok, allora ci siamo. Aspettiamo un secondo che così... Ecco qua. Luca 21. Poi Gesù alzò gli occhi e vide i ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro. E vide anche una povera vedova che vi gettava 2 spiccioli. E disse, in verità, io vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri. Tutti costoro, infatti, hanno gettato nelle offerte per la casa di Dio del loro superfluo, ma costei vi ha gettato nella sua povertà tutto quello che aveva per vivere. Amen. Quanti di noi abbiamo già sentito questa parabola? Io penso che tante volte, vero? C'è qualcuno che non ha mai sentito questa storia? Può alzare la mano, non vi vergognate. Ok, amen. Tutti allora. Allora possiamo chiudere la Bibbia e andare a casa. Conoscete la parabola? Sapete che ancora, nonostante tutti noi abbiamo sentito, nonostante questo sia successo ai tempi di Gesù, ancora questo è molto attuale nella nostra vita. La sincerità di quella donna. La sincerità di offrire tutto ciò che lei aveva, di offrire tutto ciò che lei aveva per sopravvivere. E questo ci porta a pensare un po' su queste cose. Io non so se tutti voi conoscete tutta la storia di Davide, del re Davide, ma a un certo punto, dopo se volete vi do anche l'indirizzo, in 2 Samuele ci racconta che Davide, dopo aver peccato e aver visto che Dio aveva l'ira, lui proprio ha attirato l'ira di Dio contro il popolo, e lui ha detto, qua devo fare qualcosa, perché il Signore si è arrabbiato con me, e le persone stanno pagando per quello che io ho fatto, quindi devo alzare un olocausto, devo dare un'offerta al Signore. E quando lui ha iniziato a muoversi in questo, per la salvezza di questo popolo, lui è andato da un uomo, perché Arauna si chiamava, lui è andato da Arauna e ha detto, guarda, mi servono dei materiali, mi servono delle cose, perché io devo offrire un olocausto. E cosa ha detto Arauna? Oh, re Davide, che bella cosa farai, che il Signore sia con te. E ha dato tutto quello che Davide aveva bisogno e ha detto, non devi pagarmi nulla. Avete già sentito questa storia? E lui ha detto, no, tu non devi pagarmi nulla, visto che era un sacrificio in pro del popolo. E cosa ha risposto Davide a lui? Lo sapete, visto che conoscete? Qualcuno vuole rispondere? Pastore Giulio, nostro professore. Io non offrirò niente al Signore che non mi ha costato. Non offrirò sacrifici che non mi sono costati nulla. E questo a volte ci fa pensare, io non sto parlando dell'offerta, dei soldi, no, non è solo questo fa parte, però questo ci fa pensare, ti sei mai fermato a pensare, Signore, io cosa ti sto offrendo? Come tu ricevi la mia offerta quando io ti offro? Quando io dedico il mio tempo a te, quando io offro questo tempo a te, cosa mi resta? Perché a volte io ho visto alcuni studiosi che parlano che Dio guarda non quello che noi offriamo, ma quello che ci rimane. Per capire.
Io parlavo col gruppo di Lodi pochi giorni fa e penso che loro si ricorderanno di questo, perché io ho la fama di essere un po' duretta, lo so, ma io sono di quella che morde e dopo soffia. Io mordo e passo la mano. Mordo e dico, oh poverino, vieni qua, che soffri, che così ti passa il dolore. Sto scherzando, ma io ho parlato con loro su questo, sul dare il migliore al Signore, su offrire quello che di meglio abbiamo al Signore. Ti sei mai fermato a pensare che quando Gesù ha offerto qualcosa per te, Lui ha offerto Gesù? Lui non ha preso un angelo e ha detto così, angelo, adesso vai e muori per tutti questi. No, Lui ha dato Gesù, Lui ha dato suo figlio, quello che di meglio aveva. E a volte noi non facciamo caso di queste cose quando offriamo il nostro tempo, quando offriamo il nostro dono, quando offriamo il nostro servizio, quando offriamo i nostri soldi. Noi abbiamo sempre, ci fa peccato fare. Cioè, non tutti, sto dicendo in un generale, ma a volte noi siamo così, specialmente col nostro tempo dedicato al Signore. E io vi chiedo di pensare, di pregare questa settimana su questo. Signore, lo sapete l'ultima volta che io ho detto a voi, che io ho detto al Signore, Signore, ma io ti amo veramente? Vi ricordate che vi ho chiesto questo? Vi preoccupate con questo ogni tanto, di chiedere? Ma guarda, sarà vero. Chiedete anche questo, Signore, ma quello che io ti sto offrendo è veramente il mio meglio? È veramente ciò che mi costa qualcosa? O io ti sto offrendo sacrifici che non mi costano nulla? C'è Damiano che ha bisogno di capire qualcosa che ha letto e lui magari chiama Pastore Giulio. Pastore Giulio è impegnato questa settimana. Cioè, non dico che non possiamo essere impegnati, ma diciamo così. Pastore Giulio dice, va bene, non ho niente da fare domani, visto che non ho niente da fare, offro il mio tempo per il Signore per rispondere alla domanda di Damiano. Mi avete capito? Cioè, cosa voglio dire? A volte noi ci comportiamo così col Signore. Noi, tanto non ho nulla da fare, vado in chiesa. Non ho niente da fare, magari chiamo quella sorella solo per fare 2 ciacole e chiedo anche come stai. Il Signore non è meritevole degli spiccioli del nostro tempo, fratelli. Lui non merita gli spiccioli della tua vita. Noi dobbiamo avere veramente coscienza di quello che noi offriamo al Signore. Io non offrirò al Signore sacrifici che non mi sono costati nulla. Io non offrirò al Signore qualcosa che io non ho dovuto faticare per farlo, perché Lui ha faticato per me, nonostante essendo Dio, nonostante è Dio, nonostante è il padrone dell'universo. Lui ha girato il suo volto a suo figlio, perché non riusciva a vederlo soffrire. Riuscite a capire che Lui ti ha dato il meglio? Cosa noi stiamo offrendo al Signore? Questa è la prima lezione che noi possiamo togliere da questa storia di questa vedova. Lei non si importava della sua necessità, perché oggi noi non parliamo di vedove come si parlava in quell'epoca. Sì, la vita di una vedova è di sofferenza, nel senso, cito mia mamma, qua possiamo usare di esempio mia mamma. Io penso che non ci sia un giorno in questa vita che mio papà non manca a lei, perché si manca a noi. Da a volte togliere il fiato, posso immaginare a lei. Quindi c'è una sofferenza, ma non c'è la sofferenza che c'era in quell'epoca, che oltre a questa mancanza le persone non avevano niente. Perché se lei non aveva un cognato, non aveva un padre, non aveva un fratello, non aveva nessuno per lei era sola nel mondo e non poteva lavorare. Lei poteva benissimo, visto che era in mezzo a tanti ricchi, arrivare lì con l'autopietà. È vero o non è vero? Pregate per me, sono una povera vedova. Non poteva fare questo, ma lei invece, in un impeto di grazia, ha scelto di onorare il Signore.
nonostante tutte le offerte dei ricchi, quello che ha chiamato all'attenzione del Maestro è stata la sua offerta, perché Lui guarda il nostro cuore, Lui guarda quello che ci rimane. Ma io volevo veramente portare voi oggi, portarci avanti in questo. Ok? Abbiamo capito? Preghiamo questa settimana, chiediamo al Signore, amen? Signore, io ti sto offrendo, vi ricordate di questo? Un compito per casa, chi sta prendendo nota prendi questo. Compito per casa, chiedere al Signore, Signore, quello che io ti sto offrendo è veramente qualcosa che mi sta costando e tu ti stai gradendo della mia offerta? Posso fare di più? Amen? Tutti noi possiamo fare questo. Amen? Allora andiamo avanti. La prima cosa che io volevo parlare di questo, a parte questo che abbiamo già capito, che la parola ci insegna alcune azioni che Gesù ha avuto. La prima di questa è la visione. Gesù vide la vedova. Gesù ha visto i ricchi. Gesù ha visto il Tempio. I tuoi occhi, i miei occhi, cosa stanno vedendo? Cosa i nostri occhi stanno vedendo? Quanti problemi sono causati dalla nostra mancanza di visione? Sai quelle cose? Ah, mi è sfuggito, non ho visto. Sapete quelle clausole che fanno apposta quelle lettere piccolissime che tu non riesci neanche a vedere, non li leggi? Sono quelle più importanti, perché dopo alla fine è vero o non è vero? Non puoi dare la disdetta del tuo telefonino, non puoi fare questo, non puoi cambiare operatore, perché c'è quello piccolo. Quindi tante volte abbiamo dei problemi perché non vediamo le cose. Però c'è una differenza, io penso che le donne si ricordano su questo, sul vedere, che noi abbiamo parlato il mese scorso di questo, nel nostro incontro Cose da Donna, sull'importanza della bocca, su ciò che i nostri occhi vedono e ciò che va fino al nostro cervello, il nostro cuore. Vi ricordate quale donna c'era nel nostro incontro online l'ultima volta? Alzate la mano. Ok. Di queste donne, chi non ha ricevuto il rossetto? Alzate la mano. Ok, allora Tati, guarda chi ha alzato la mano e puoi portare. Io sono una donna di parola, posso anche ritardare un po', però oggi vi ho portato il rossetto, ok? Quindi tutti voi che eravate lì, che avete dato il vostro nome, adesso la Tatiana vi darà il rossetto, in modo che ogni volta che metterete questo rossetto in bocca vi ricordate che l'importante è ciò che esce dalla nostra bocca. Amen? E allora noi andiamo lì e vediamo che è l'importanza del vedere le cose. Gesù ha visto, però lui non ha solo visto. La seconda azione che lui ha fatto, lui ha osservato. Perché a volte noi vediamo le cose di sfuggita, ma non le osserviamo. Vi ricordate quando ho parlato di sentire e ascoltare? È la stessa cosa, vedere e osservare. Gesù ha osservato e lui ha visto quella donna vedova che dava quegli spiccioli. Alcuni dicono che era più o meno 2 centesimi. Io non penso che oggi paragonato doveva essere di più perché si riusciva a comprare del pane. Alcuni parlano e quindi oggi con 2 centesimi non si compra il pane, vero? Io non so quanto costa un pane più o meno. Però erano i soldi sufficienti per comprare un pane. Gesù, io non so se voi avete mai letto tutto qua, il Vangelo di Luca, ma Gesù era in un momento cruciale della sua vita. Lui era lì, era arrivato a Gerusalemme, era nel Tempio, le cose del suo ministero si stavano compiendo. Lui stava rispondendo, prima ha risposto agli scribi, ai farisei, tutto quello che loro dicevano, stava predicando nel Tempio, ma lui ha visto e ha osservato una povera vedova.
Perché io vi sto parlando di questo? Perché noi stiamo vivendo in un momento dove ci sono tante cose spettacolari che ci tolgono la visione, che ci rubano la visione, non tolgono, scusate. Noi stiamo guardando tanti avvenimenti, stiamo guardando tante cose, stiamo vivendo tante cose diverse. Noi stiamo vivendo veramente delle cose importanti, delle cose che cambieranno la storia del mondo, delle cose che noi siamo lì, come ha detto Daniel, Gesù è alle porte, a volte noi guardiamo gli avvenimenti, guardiamo questo, guardiamo quello, ma noi non possiamo togliere lo sguardo dalle cose semplici. Noi non possiamo togliere lo sguardo dalle cose semplici. Lo sapete perché? Perché Gesù era semplice. E la Bibbia ci dice nel libro dei Salmi che la testimonianza del Signore in noi ci rende semplici. Noi non possiamo avere i nostri occhi meravigliati dagli avvenimenti, dai grandi movimenti. Non sto dicendo che i grandi movimenti sono sbagliati, non sto dicendo che noi non dobbiamo guardare le cose che stanno succedendo, ma sto dicendo che noi dobbiamo guardare le cose semplici. Noi dobbiamo vivere il Vangelo in un modo semplice. Noi dobbiamo fare attenzione alle cose semplici, alle vedove che ci girano intorno. A volte noi aspettiamo qualcosa di spettacolare e Dio ci parla in un soffio di vento. Aspetti un tuono e viene un soffio e Dio parla a te. La testimonianza di Dio in noi ci rende semplici. Amen? Quanto ti consideri semplice quando stiamo parlando di Vangelo? Quanto semplice è per te questo, quando stiamo parlando? Lui osservò, lui guardò, vide la vedova, osservò quello che lei faceva e conclude inoltre quello, e dopo ha tratto da quello un insegnamento, ha detto: attenzione Jean-Claude, guarda che questa vedova ha fatto molto più di voi. Le cose semplici, c'era un universo succedendo lì, lui stava guardando la vedova. E a volte ci manca un po' questa visione di guardare quello che Dio sta parlando per noi nelle cose semplici. Ci manca un po' la semplicità del Vangelo, fratelli. Se noi continuiamo avanti, noi sappiamo che c'è il sermone profetico di Gesù. Per farvi capire quanto importante era quel momento che lui stava vivendo. Perché? Perché lui non aveva da fare, ha guardato la vedova e ha detto: guarda che è sbagliato usare questo solo per dirvi che noi dobbiamo dare tutto quello che ci costa al Signore, è sbagliato usare questo solo per dirvi che noi dobbiamo arrivare davanti a Lui senza riserve, sapendo che Lui è il nostro sostenitore, che Lui è il nostro Dio, che tutto ciò che noi abbiamo appartiene a Lui. Questo tutto fa parte, però Gesù ha anche fatto vedere a noi: guarda che il mio Vangelo è semplice. Ieri io stavo leggendo qualcosa che mi ha toccato molto il cuore, di un pastore che stava parlando sul Natale. Stava dicendo: fratelli miei, se è nato il 25 dicembre, se non è nato il 25 dicembre, sappiamo che magari non è la data, però vi rendete conto che a dicembre avete la possibilità di dire al mondo: un bambino ci è dato, un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, il dominio riposa su di lui. Noi non possiamo perdere le opportunità di predicare la parola di Dio, di predicare la salvezza, di predicare Gesù, di essere semplici. Smettiamo di mistificare il Vangelo, di iniziare a trovare delle cose, questo sì, questo no, questo quello. Smettiamo di complicare le cose, perché Gesù, in mezzo all'apice del suo ministero, stava per morire. Lui guarda la vedova e vede: guarda che c'è sincerità in lei. Noi siamo seguaci di Cristo. Chi qui si fa chiamare? Chi si ricorda di questo quando il pastore Jean-Claude ha predicato? Io mi ricordo. Io mi chiamo cristiano o io mi faccio chiamare
cristiano, giusto pastore? Mi chiamano cristiano. Chi qua è chiamato cristiano? Amen? Sei cristiano? Non vedo convinzioni. Sei cristiano o non sei cristiano? Amen. Siamo cristiani, gloria a Dio per questo. Cosa vuol dire cristiano? Seguaci di Cristo. Io seguo Cristo, il Figlio del Dio vivente. E se Cristo era semplice, perché io devo complicare così tanto il Vangelo? Gesù era all'apice del suo ministero. Noi siamo all'apice di questo mondo. Siamo vicini, non sappiamo quanto. Ma smettiamo di cercare di indovinare le cose, di mistificare, di stare lì a fare delle cose. Ci sono delle persone che prendono i pastori e mettono in loro uno stemma. Vi chiedo scusa della parola, ma è proprio così, come un stregone. Nel senso buono però, si può esistere un senso buono. Perché pensa, quello, se lui parla con me, io devo parlare con lui perché lui indovina il futuro. Io devo parlare con lui perché lui mi dirà quello che succederà in questa situazione. Io devo parlare con lui perché lui mi rivelerà quello che succederà domani nella mia vita. Ho un problema, devo parlare con lui perché lui mi dirà la risposta. Non sto dicendo, qua non succede questo, gloria a Dio. Ma a volte noi iniziamo a mistificare il Vangelo, fratelli. Riuscite a capire dove voglio arrivare? Noi non abbiamo più tempo da perdere. Noi dobbiamo guardare le vedove che sono per strada. Noi dobbiamo guardare le cose semplici che il Signore sta parlando a noi. Noi dobbiamo guardare l'agire di Dio nelle cose semplici che vediamo intorno a noi, nonostante tutti questi avvenimenti che stanno succedendo. Il Signore ci parla ancora nelle cose semplici. Il Signore ancora vede le vedove. Il Signore ancora riesce a vedere le cose semplici che anche noi facciamo. Daniel sempre dice che noi non riusciremo mai a stupire il Signore, perché Lui ci conosce già. Quindi smettiamo di cercare cose troppo complicate, troppo elaborate per arrivare davanti a Lui. Iniziamo proprio a cercare questa semplicità di rapporto, questa semplicità quando tu ti senti male. Sai quel giorno che vai al lavoro e le cose vanno male? Sai quel giorno che ti alzi e dici potrei avere un lavoro per andare oggi? Sai quel giorno che inizia tutto a casa sbagliato? Quale mamma non ha mai passato per questo? Ti alza la mattina, tuo figlio è già nervoso, l'altro non si sveglia, poi inizia questo, poi devi uscire, poi vedi che sei in ritardo, poi vai, poi la maestra in una brutta giornata già ti dice parole per il ritardo, poi arrivi a prendere tuo figlio, lui ti chiama e dice non ha fatto il bravo oggi, è difficile, questo e quello, poi arrivi a casa, prepari la cena, bruci la cena, magari tuo marito ha avuto dei problemi al lavoro, arriva stanco anche lui, poi stai parlando con lui, cercando di dare un po' di appoggio perché vedi che lui è uno straccio, poi tuo figlio piange di nuovo. Chi di noi non ha mai avuto una giornata così? E gli uomini si svegliano con noi, vanno a lavoro, magari il datore di lavoro gli dice parole, o magari non ha un lavoro da andare, deve cercare lavoro, tutte le porte dicono no, ed è lì e va nel transito, cioè è in macchina, dopo qualcuno gli suona il clacson, gli taglia la strada, magari quasi fa un incidente, è distratto, è nervoso, sta pensando, quasi investe un bambino che è corso davanti alla macchina, poi arriva a casa, ha detto, sono arrivata a casa, adesso sono qui. E sua moglie inizia, perché non posso più, perché questo, perché quello. Tutti noi abbiamo già avuto delle giornate così, non è vero? Non è facile, non è semplice tanto, ma il Signore dice, guarda che io sono qui, io vedo che non sei riuscito, io vedo che le cose non stanno andando tanto bene così.
E lo sapete quale sollievo è arrivare dal Signore e dire: Signore, io veramente oggi sono uno straccio. Gesù ha detto: papà, se è possibile, allontana da me questo. Se potevamo dire nelle nostre parole, lui magari ha detto: papà, è troppo per me. Io lo faccio, però se puoi, dammi una mano. E a volte noi siamo pieni di orgoglio, pieni di parole belle, pieni di cose. A volte io parlo con le persone e dico a Daniel: ma non è possibile che solo io e te abbiamo problemi. Perché ci sono persone che cercano di spiritualizzare tutto, di dire: oh, io sto sempre bene, io sono più che vincitore. Iniziano a usare la parola di Dio come una difesa e anche come un attacco. Perché io guardo Jean-Claude e dico: ma Jean-Claude, perché si abbatti l'anima tua? Io sto benissimo, sono più vittorioso, sono più che vincitore in colui che mi fortifica. Fratelli, Gesù era semplice, Gesù è semplice, il Vangelo di Cristo è semplice. E se tu inizi a riconoscere quanto semplice sei, se io inizio a riconoscere quanto semplice sono io, lui inizia ad aiutarmi a vedere nella semplicità i problemi altrui. Magari oggi sei stata la mamma che ha sofferto, magari oggi sei stato il marito che era devastato, sei arrivato a casa, tua moglie ha finito il lavoro. Magari oggi sei la mamma che ha sentito dolore perché il tuo figlio è stato trattato male a scuola o al lavoro o ovunque andava. Magari oggi sei, ma domani ci sarà qualcuno che avrà questo bisogno, e se tu sei stato semplice abbastanza per riconoscere questo, per chiedere aiuto al Signore, per dire: Gesù, anch'io non ce la faccio, lui ti userà dopo. Lui ti aiuterà ad arrivare alle persone che hanno bisogno, perché se noi andiamo avanti, lui dice nel versetto 3, dice: voi sarete i miei testimoni. Lui ha parlato delle guerre, ha parlato di rumori di guerra, ha parlato della persecuzione. Io inizio a parlare qui, voi mi dite se c'è qualcosa che ancora non sta succedendo. Ha detto: per il mio nome, a causa del mio nome, sarete perseguitati. Lui ha detto: ci saranno guerre, rumori di guerra, ci sarà la pestilenza, ci saranno le malattie, ci sarà povertà. Possiamo parlare su tante cose qui. Stiamo vivendo tutto questo. Siamo nel bel mezzo di una pandemia. Siamo nel mezzo di un qualcosa che non sappiamo quale danno è più grave. Non è vero? Noi di mercoledì stiamo pregando per questo. Reitero il mio invito. Potete unirvi a noi nella nostra riunione online di preghiera. Siamo sempre benedetti insieme lì. Stiamo pregando per questo. Perché? Perché c'è il problema del virus e c'è il problema finanziario, il problema economico che vediamo. Quanti di voi avete pregato questa settimana per il governo? Avete pregato? Signore, dai saggezza. Gloria a Dio a voi che avete pregato, per voi che avete pregato. Dà saggezza a questi governanti. Chi ha gioito e ha ringraziato il Signore perché siamo zona gialla? Amen? Siamo qui stamattina. Questa è una risposta, però abbiamo altre risposte, gloria a Dio per questo, vero Pastore Daniel? Che anche se fossimo zona arancione, noi abbiamo ricevuto un'autorizzazione del Ministero per fare il culto. E tutti voi che non abitate, inclusa me, nel comune di Venezia, abbiamo già un'autocertificazione specifica, che ci fa muovere liberamente per venire in chiesa. Sapete quale vittoria è questa? Amen? Possiamo dare un gloria a Dio, applaudire il Signore. E lo sapete perché c'è questo? Perché c'è stata qualche vedova
che si è alzato e ha detto: io non starò qui a piangermi addosso, io devo lottare per le chiese evangeliche, io devo lottare per questa nazione, io devo lottare per le persone che hanno bisogno di andare in chiesa. E noi pregavamo e abbiamo detto: Signore, ci sarà qualcuno che ha questa possibilità? E questo è successo, fratelli. Noi possiamo già, vi invieremo questa settimana già il formulario, che caso cambi il colore della nostra zona, siete liberi di uscire di casa vostra e di venire in chiesa, perché c'è scritto: autorizzato uscire per il luogo di culto. Amen? Ma c'è qualcuno che ha dedicato del suo tempo. C'è qualcuno che non ha detto così: vedete, è la fine del mondo, Gesù sta per tornare. Gesù sta per tornare, allora ci fermiamo perché qua non c'è niente da fare. Qualcuno ha detto: ma e le vedove? E le chiese evangeliche? Chi li guarda? E i piccoli gruppi? Chi li guarda? Che dopo saranno a casa, non potranno muoversi, non potranno stare in fratellanza. Noi dobbiamo guardare le cose semplici in mezzo a tutto questo che sta succedendo, perché è così che il Signore ci userà. Amen? A volte noi, dopo più avanti, vediamo nel versetto 5, che mentre parlavano del Tempio, delle belle pietre, dei doni che lo adoravano, disse: verranno giorni in cui di tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra. Cosa stiamo guardando? Ancora una volta io vi chiedo: dove sono fissi i nostri occhi in questo momento? Sono fissi nell'opera dell'uomo? E quando io dico opera dell'uomo, io non dico solo uomo, nel senso: sì, è vero, non possiamo guardare i soldi, non possiamo guardare questo. Non sto dicendo di questo. Quante volte pensiamo che noi siamo qui a fare un lavoro? Come posso spiegarmi? Perché questo veramente A volte noi ci pensiamo che siamo il massimo perché facciamo l'opera di Dio. Avete capito? Questo è ostentare l'opera dell'uomo, fratelli. Io ho dedicato il mio tempo al Signore. Io sono molto, molto, molto dedicata al Signore. Noi possiamo anche avere consapevolezza di quello che noi facciamo, ma non essere fieri mai di questo. Noi non possiamo sentirci fieri di servire il Signore, pensando che per Lui è una grande cosa, perché Lui è Dio. E anche se noi facciamo tutto in questa vita per Lui, non sarà mai abbastanza per quello che Lui ha fatto a me e a te. Se Gesù torna oggi, se moriamo tra 5 minuti, come ha detto il pastore Daniel, sempre tragico lui, con questa cosa. Possiamo fare un colpo tra 5 minuti a me, nel nome di Gesù? No. Non è vero? Nel nome di Gesù? Paolo ha detto però che sarebbe di guadagno morire. Sì, è vero, brava Nicoletta. Chi non ha sentito, Paolo ci ha detto che sarebbe di guadagno morire, non è vero? Però aspettiamo un attimo, perché anche Paolo ha detto: Signore, se vuoi, posso restare ancora un po' qui. Quindi anche Paolo, secondo me. Però non importa se noi saremo vivi tra 5 minuti, non importa se noi vedremo il ritorno di Gesù vivi qui, avendo tutto. Importa che noi abbiamo la nostra visione, che noi possiamo osservare, che noi abbiamo il nostro cuore in ciò che Dio ci ha chiamato ad avere. Amen? Che la tua visione non sia appannata dalle cose, dalle circostanze, dalle grandezze di questo mondo. Che il tuo cuore non si gonfi perché tu sei un servo di Dio. Questo è molto serio.
Che tu non ti senta, magari stai sentendo, no, ma io penso che devo fare di più. Amen. Gloria a Dio per questo. Il Signore ti userà, il Signore farà e Lui ti benedirà, perché Lui non è un bugiardo, Lui non dice bugia, la sua parola dice che Lui porta a compimento la buona opera che Lui ha iniziato in noi. La sua parola dice che Lui è fedele, dice che Lui vede. Noi abbiamo visto che Gesù in mezzo a tutto quello ha visto la vedova. Gloria a Dio per questo. Ma non gonfiarti, non pensare che sei arrivato all'apice del tuo rapporto con Dio, perché noi veramente non conosciamo nulla ancora. Scrutami Dio, conosci il mio cuore, vedi se c'è in me una via di menzogna e guidami sulla via della verità. Che il Signore possa cambiare il nostro fuoco, che il Signore possa cambiare dove tu stai guardando, che tu possa riuscire a vedere le cose semplici, perché Lui è semplice, perché il suo Vangelo è semplice. Il suo Vangelo è di quello che guarda le persone, non soltanto dice. Quante volte ti sei mai chiesto se le persone vedono l'amore di Gesù in te? Come noi reagiamo alle circostanze? Come noi reagiamo alle persone che a volte arrivano da noi con gioia? Sapete quella cosa molto semplice e molto complicata di gioire con le persone quando tutto sta andando male per te? Questo è Gesù. E se io un giorno ho dichiarato che da adesso in poi non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, le cose devono iniziare ad essere semplici nella nostra vita. Perché non c'è molto, fratelli. Non c'è niente che io possa fare, che tu possa fare, che possa farci essere quei grandi. A me piace tanto reiterare, so che Daniel sempre dice questo. Quando parliamo dei social della Chiesa, quando parliamo della Chiesa che sarà grande, noi non vogliamo essere conosciuti, non vogliamo la fama, noi vogliamo le anime per Gesù. Io voglio salire in cielo e voglio sapere che tante persone che sono passate vicine a me hanno visto la mia testimonianza e sono saliti in cielo insieme a me. Io voglio salire in cielo e voglio che Gesù mi guardi e dica: entra, figlia mia, entra, serva mia, tu sei stata fedele a me. Io vi dico con tutto il cuore, a me glorifico il Signore se qualcuno viene e dice: oh, che bello quello che hai fatto. Ieri ho sentito nel cuore di fare qualcosa per una sorella che io amo tantissimo. E io lodo il Signore perché questi giorni parlavo con Luana, ho anche inviato un testo a lei. A volte noi donne ci richiediamo questo perché non riusciamo tante volte ad avere un tempo da soli, di qualità con il Signore, perché abbiamo il figlio che chiama, abbiamo il cibo che brucia, abbiamo il lavoro da fare, abbiamo i vestiti da lavare e a volte questo succede. Però questo testo diceva che il Signore, gli uomini salivano sul monte. Ed è giusto che sia così, non sto... Uomini, salite sul monte, andate là, chiudete la porta, pregate, cercate il Signore. È giusto che sia così. Però diceva che le donne era diverso perché Dio veniva all'incontro loro. Loro stavano nel pozzo che raccoglievano acqua, Dio si presentava e parlava con loro. Loro erano lì a curare i figli, a fare le cose, Dio si presentava per parlare con loro. Io ieri stavo cucinando, il Signore ha parlato con me e ha detto: guarda, vai, prepara il cibo per la tua sorella. E io sono rimasta felice perché ho detto: Signore, grazie, perché così lei può vedere un modo che io ho di stare vicino a lei in questo momento. E dopo lei ha anche messo questo su Facebook. E io sono rimasta felice perché lei era felice, perché questo era di testimonianza. Ma io vi dico con tutto il cuore, fratelli miei, a me non serve che voi mi date la pacca sulla spalla e dite: brava Mariana.
Quante cose fai? Posso sembrare un eremita a dire questo per voi, ma a me interessa che il mio Dio arrivi da me e dice: sono fiero di te, figlio. A me interessa che Lui dica a me: io sono felice di quello che tu stai facendo. È questo la semplicità, fratelli. Noi non dobbiamo essere grandi per nessuno. Noi dobbiamo essere noi stessi per il Signore. Amen? Perché Lui è semplice. E io ho Cristo in me. E la sua testimonianza in me mi rende saggia. Perché dice anche questo. La testimonianza del Signore in noi ci rende saggi, ma ci rende semplici. Guardate la vedova, guardate le persone, guarda il tuo vicino, guarda quella persona che ha bisogno che tu preghi per lei, guarda quello bambino che è agitato, che ha bisogno di preghiera, guarda quella donna che sta piangendo, magari ha problemi al matrimonio. Smettila di guardare le cose troppo grandi e inizia a guardare le cose semplici, perché il Vangelo a cui noi siamo stati chiamati a predicare è così. È un Vangelo di dire: io ho un Signore che mi ama e Lui vuole salvare anche te. Amen? Questo è quello che io volevo lasciare per voi oggi. Semplice, come quello che il Signore ha parlato a me, in un modo semplice, che tu possa sentirti veramente pieno di Gesù. E che ogni volta che qualcuno inizia a complicare troppo le cose, tu possa ricordarti di questo. No, Signore, il tuo Vangelo è semplice. Quando le cose iniziano a farsi troppo complicate, le accuse vengono troppo, ricordarsi di questo. Signore, tu sei semplice. E la semplicità è soltanto questa: tu sei morto per me. E se io ti ho accettato nella mia vita, io sono salvato. Amen? Possiamo alzarci, pregare al Signore. Amen?